Revisione speciale dell'impianto di Lambioi e probabili interruzioni che potrebbero causare il blocco del funzionamento delle scale mobili che collegano il più grande parcheggio di Belluno al centro storico della città. Dall'8 al 12 maggio, ma l'arco temporale è prudenziale, inizierà l'intervento di manutenzione speciale previsto ogni 10 anni. Da lunedì c'è la necessità di fare questi interventi di manutenzione straordinaria alle scale mobili e verranno fatte nel modo più opportuno, in modo che i disagi siano molto limitati. Non sono previste navette sostitutive, quindi qualche disagio dovrà essere messo in conto. Salvo imprevisti, i giorni di lavoro effettivi potrebbero essere soltanto 3. I primi 2 giorni, lunedì e martedì, faremo queste verifiche non distruttive dove fermeremo fondamentalmente una rampa alla volta. Sarà un po' più impegnativo, un po' più anche da stare attenti per quanto riguarda la sicurezza. Il mercoledì dovremo fare delle prove di carico dove potrebbero esserci delle fermiscala, delle coppie, quindi salita e discesa. 5 anni per le revisioni ordinarie, 10 per quelle straordinarie. Questi i tempi indicati per la manutenzione delle scale mobili di Lambioi, impianto unico nel suo genere in Veneto che rientra nella categoria degli impianti a fune e che ormai è giunto a fine vita. Nel 2028 le scale mobili compiranno 30 anni e dovranno essere sostituite. Ci vorranno circa 3-4 milioni di euro per il nuovo impianto, ma nel frattempo il Comune conta di poter usare l'avanzo libero di bilancio per sostituire le sbarre e le casse automatiche con sistemi tecnologicamente più moderni. Dobbiamo anticipare i tempi e cercare di far sì che questa amministrazione regionale capisca che l'impianto nostro è un impianto importante per la città, ma soprattutto per i turisti che vengono a visitarla. Abbiamo già parlato con Caner, è indispensabile avere questi 3 milioni e mezzo, 4 milioni a disposizione per poter cambiare completamente quello che è il sistema delle scale mobili.